Benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie. Niscemi, sarebbero 10 gli indagati per disastro colposo dopo la frana di gennaio. Attesi per oggi i primi 150 finanziamenti per i senza casa. Disponibili 311 appartamenti in vendita, 39 da affittare. Il governatore Schifani a Furci e a Santa Teresa di Riva per l'avvio dei lavori di protezione del litorale ionico dopo i disastri del ciclone Harry. Poi a Messina l'incontro con i sindaci. Scoperta una falsa banca a Villa Abate nel Palermitano, SMS e telefonate dagli sportelli inesistenti hanno spinto molti clienti a trasferire soldi ai truffatori, una frode con filiali complici a Torino e in Campania, 3 denunciati. Parlamentari assenteisti, i deputati regionali disertano le commissioni dell'Assemblea siciliana, presenza intorno al 50%, pochissimi poi prendono la parola, eppure ogni minuto di seduta a Sala d'Ercole costa 11.000 euro. Iniziato il Ramadan di preghiera che impone ai musulmani il digiuno sino al tramonto. A Catania centinaia di fedeli indigenti andranno in moschea per mangiare qualcosa stasera. In segno di solidarietà la Caritas dona alimenti. Catania fa il giro del web il video del cagnolino che abbandona la spazzatura al posto del padrone in una discarica illegale. Ora è caccia alla bestiola per risalire al proprietario attraverso il microchip. Calcio, vigilia di campionato per il Palermo che domani al Barbera sfiderà il Sud Tirol. La squadra di Inzaghi insegue l'8ª vittoria consecutiva in casa. In Serie C, rilanciato dal successo nel derby contro il Trapani, il Catania punta adesso a ritrovare la continuità. Domenica al Massimino arriva il Giuliano. Bentrovati. La Procura di Gela stringe il cerchio sull'inchiesta per la frana di Niscemi. Presto i primi indagati. Intanto arrivano i ristori per le famiglie costrette a lasciare le proprie case. Al via i primi 150 pagamenti agli sfollati. Oggi torna a Niscemi il capo della protezione civile siciliano, Zerri Italia. La procura di Gela accelera sull'inchiesta per la frana che ha colpito Niscemi. Il fascicolo è ancora formalmente contro ignoti, ma fonti investigative parlano di almeno 10 possibili indagati già nei prossimi giorni. I magistrati del cosiddetto pool frana, coordinati dal procuratore capo Salvatore Vella, stanno completando le audizioni delle persone informate sui fatti. Un lavoro serrato che punta a chiarire cause, responsabilità e tempi del dissesto. Solo la scorsa settimana sopralluoghi mirati sul fronte della frana e nella zona rossa con rilievi tecnici affidati anche a consulenti dell'Università di Palermo. 5 i quesiti chiave: verificare se dal 97 a oggi ci siano state inadempienze, interventi programmati ma mai realizzati, opere di messa in sicurezza ipotizzate e poi abbandonate. In gioco c'è l'accertamento delle responsabilità per un disastro che ha stravolto un intero territorio. Mentre l'inchiesta entra nel vivo, sul fronte dell'emergenza arrivano i primi ristori per le famiglie sfollate. Abbiamo già fatto il mandato di pagamento di 79 istanze di contributo autonomo di sistemazione per dare i primissimi aiuti che sono disposti con l'ordinanza. Oggi intanto si insedia ufficialmente il commissario straordinario Fabio Ciciliano, chiamato a coordinare le operazioni più delicate. La priorità è intanto la ricollocazione dei nuclei familiari e chiaramente dove sarà disposto l'inagibilità procedere alle demolizioni degli immobili che verranno dichiarati appunto inagibili. Per questo aspettiamo ora la rideterminazione della zona rossa e quindi seguiranno poi altri provvedimenti. Il presidente della regione Schifani nel Messinese fa il punto della situazione per gli interventi a salvaguardia della costa dopo i guasti del ciclone Harry. Primo appuntamento a Furci, poi a Santa Teresa e infine in prefettura a Messina l'incontro con i sindaci. Francesco Triolo.
Un giorno atteso da 6 anni, quello in cui gli annunci sono finiti. A Santa Teresa di Riva, nel Messinese, possono partire gli interventi integrati per la protezione del litorale in erosione. Si tratta di un'opera fondamentale per salvare la costa da ulteriori aggressioni del mare, per evitare nuovi disastri come quelli del ciclone Harry. A Furci e Santa Teresa questa mattina è arrivato anche il presidente della regione Renato Schifani, accompagnato dal capo della protezione civile regionale Salvo Cocine e dal responsabile del coordinamento sulle conseguenze del maltempo Duilia Longi. Avremmo dovuto iniziare a inaugurare quest'opera prima ancora del ciclone, perché era negli atti del dissesto idrogeologico voluto dal governo regionale e sostenuto dall'amministrazione comunale. Lo facciamo oggi con un certo ritardo dovuto alla natura, però siamo contenti di proseguire un percorso, rafforzare le coste alla luce del cambiamento climatico. È partito quindi il cantiere per la costruzione dei 14 pennelli in scogli lavici in mare. Il presidente Schifani ha fatto anche il punto sui 5 cantieri in somma urgenza, 3 dei quali già avviati e 2 in fase di affidamento dopo i danni provocati dal ciclone Harry. Tutto questo si accompagnerà a una rivisitazione della tutela delle fasce costiere della nostra regione. È cambiato il clima, prima non si parlava di cicloni, adesso si parla di cicloni e quindi bisogna prendere atto che occorre adeguare la pianificazione urbanistica territoriale di protezione delle coste naturalmente con sistemi diversi. Quindi l'arrivo in prefettura, dove ha fatto il punto con i sindaci e le istituzioni. Restiamo nel Messinese e un anno fa hanno dovuto abbandonare le loro case nel villaggio Cataratti, sulle quali incombeva una frana, e da allora 15 famiglie del complesso Cores vivono accampate da parenti e amici da un anno. L'assessore messinese alla protezione civile Minuto riconferma: non abbiamo interventi programmati perché è un'area privata e non c'è un contenzioso con il costruttore. Aveva sede a Villabate, nel Palermitano, il call center da cui partivano le truffe bancarie online. Finti SMS e telefonate da questa banca inesistente hanno indotto molti clienti a trasferire soldi ai truffatori. Il sistema era attivo in tutto il paese e aveva complici a Torino e in Campania. Manlio Viola. Una vera e propria rete nazionale di banche fittizie creata ad arte per truffare i correntisti online. Aveva sede a Villabate, in provincia di Palermo, ma smistava le proprie attività anche attraverso Pozzuoli nel Napoletano e Torino. Lo hanno scoperto i carabinieri di Castellanasicula, un paese delle Madonie, dopo indagini partite da una truffa da 24.000 euro a carico di una donna. Il metodo della falsa banca era abbastanza consolidato: prima un messaggio riproducente colori e marchi della banca presso la quale il cliente intrattiene il conto, poi una telefonata di un presunto operatore di call center di quella stessa banca. Il cliente viene avvertito di un conto bloccato o di una truffa in corso che gli avrebbe svuotato il conto, ma non è vero. Con questa scusa però viene invitato a spostare il denaro su altri conti sicuri che in realtà sono nella disponibilità dei truffatori. In 3 sono stati denunciati dall'autorità giudiziaria. Uno inviava i falsi SMS e si fingeva operatore della banca, un secondo si occupava di gestire i conti correnti e le carte prepagate per ricevere i soldi sui finti conti sicuri, un terzo li smistava poi su diversi altri conti e sistemi di pagamento per far perdere le tracce del denaro. La banda operava su tutto il territorio nazionale attraverso i 3 call center proprio di Villabate, Pozzuoli e Torino. Su disposizione della Procura dei Termini Imerese sono scattate anche perquisizioni nelle sedi e a carico dei denunciati e sono stati sequestrate carte di pagamento, documenti bancari e vari altri registri contabili. A Palermo i deputati regionali disertano le commissioni nel Parlamento, all'Ars. Le presenze sono intorno al 50%, in pochissimi poi quelli che partecipano prendendo la parola. Ecco la classifica degli assenteisti, ce la dà Luca Ciliberti. Le commissioni all'Ars sono un optional. Le presenze dei deputati nelle sedute di ogni singola commissione parlamentare superano di pochissimo il 50%, il 51% per l'esattezza. Eppure dalle commissioni legislative di regola passano tutti gli atti da esaminare in aula. Ma c'è di più: l'interesse da parte dei singoli deputati per le materie in discussione spesso è ridotto al limite. Solo il 16% prende la parola. O almeno questo è quanto certifica uno studio del deputato del Movimento 5 Stelle Adriano Varrica. È un luogo in cui con calma si possono approfondire i testi legislativi, fare le addizioni, studiare gli emendamenti
e fare alla fine dei disegni legge che possono essere effettivamente utili per i siciliani. Spulciando i verbali delle sedute dall'inizio della legislatura in corso fino al 10 febbraio scorso, va alla Lega il primato negativo della frequenza delle commissioni, con appena il 18% delle presenze dei suoi deputati, mentre il gradino più alto del podio è le presenze del Movimento 5 Stelle. Tra i deputati più presenti, in testa a questa speciale classifica, risultano il 5 Stelle Carlo Gilistro e la deputata Dem Valentina Chinnici. Agli ultimi 3 posti, Luisa Lantieri di Forza Italia, Cateno De Luca di Sud Chiama Nord e Gianfranco Miccichè, oggi al gruppo misto. Prima proposta: vorremmo irrigidire il sistema delle sanzioni economiche per i deputati che si assentano in commissione. Seconda proposta: rendere trasparente l'attività delle commissioni, come accade già al Parlamento europeo e al Parlamento nazionale. Nei primi 43 giorni dell'anno l'ARS si è riunita appena 8 volte per un totale di 1268 minuti. Ogni minuto, di fatto, è costato ai siciliani 11.829 euro. Messina, Marcello Scurria è il candidato sindaco della coalizione di centrodestra. L'obiettivo, dicono i partiti che lo appoggiano, è di offrire alla città un'amministrazione solida e capace di affrontare le sfide future. Scurria correrà contro il sindaco dimissionario di Messina, Federico Basile, di Sud Chiama Nord. La Fiamma CGIL di Catania riaccende i fari sulla ST Microelectronics. Il segretario generale De Luca chiede un tavolo al Ministero delle Imprese e ancora delle infrastrutture adeguate. Senza investimenti, dice, sono a rischio 3.000 posti di lavoro. Ascoltiamo De Palma. Senza gli investimenti in STM e nelle produzioni di STM, nella innovazione di STM, non ci sarebbero le condizioni per poter essere dentro un mercato globale assolutamente competitivo sulle produzioni di STM. Il problema è che ad oggi, come organizzazioni sindacali, stiamo ancora aspettando e sollecitiamo il governo e la regione alla convocazione del tavolo presso il Mimit. E bisogna che la regione sblocchi quello che ad oggi sono gli investimenti che sono necessari sull'area. Abbiamo ancora la necessità di vedere realizzate quelle infrastrutture che sono necessarie allo sviluppo del piano che determina quella occupazione di in più 3.000 lavoratrici e lavoratori per il rilancio della produzione dentro lo stabilimento di Catania. C'è un problema strutturale. Le risorse del PNRR sono state spese non nella direzione che era necessaria invece. Perché se le risorse del PNRR fossero servite a costruire innanzitutto un'analisi dei bisogni infrastrutturali e poi dopo gli interventi necessari a costruire quell'infrastrutturazione, oggi non avremmo i problemi con i quali siamo costretti a dover fare i conti costantemente. Per i musulmani è iniziato il mese del Ramadan, che impone il digiuno sino al tramonto. A Catania saranno centinaia i fedeli indigenti che a partire da stasera si recheranno in moschea per mangiare qualcosa. In segno di vicinanza e solidarietà, la Caritas dona alimenti di prima necessità. Adelaide Barbagallo. Quaresima e Ramadan, 2 tempi di spiritualità molto forti, l'uno per i cristiani, l'altro per i musulmani, tempo di conversione, preghiera e carità. In segno di vicinanza e solidarietà, anche quest'anno a Catania la Caritas diocesana dona generi alimentari di prima necessità alla Moschea della Misericordia di Piazza Cutelli, dove circa 200 saranno i musulmani che dopo il digiuno al calar del sole si recheranno per la cena. Non si può mai essere credibili sul piano religioso se non si parte sempre dalla condivisione di ciò che è essenziale. E ciò che è essenziale è sempre la carità, l'amore, certamente in qualunque delle religioni rivelate. Diversi punti di contatto tra le due religioni, anche i musulmani aspettano il ritorno di Gesù. Il più sorprendente è l'intero capitolo del Corano dedicato alla Madonna. La Vergine è descritta come un faro, un modello di fede autentico ed esemplare, unica donna citata per nome. Nel mese sacro per l'Islam le preghiere si fanno più intense. Catania città accogliente, in questo periodo il vostro pensiero va ai fratelli musulmani che stanno vivendo momenti difficili, mi riferisco al Medio Oriente, alla Palestina. Sentiamo anche il loro dolore, quello che stanno vivendo a Gaza lo sanno tutti in questo periodo in particolare. Si cerca di rimediare la ferita, diciamo, che è stata veramente profonda. Nella Moschea della Misericordia, in segno di gratitudine nei confronti della Caritas, il dono di un calendario che segna le ore di digiuno e il Corano.
Due fratelli di Acicatena nascondevano in un ripostiglio in casa candelotti e quasi 4 kg di fuochi d'artificio, come vedete. Nel loro garage, ecco, ne è stata trovata un'altra grossa quantità, 260 kg di botti che sono stati tutti sequestrati. L'esplosione anche di uno solo di quelli che vedete avrebbe creato una reazione a catena micidiale. A Catania, nel quartiere di San Giorgio, inciviltà senza guinzaglio. Il video del cane che porta la spazzatura al posto del padrone in una discarica ha fatto il giro del web tra ironia e disapprovazione, e adesso è caccia al cagnolino per risalire al padrone tramite il microchip. Eva Spampinato. Altro che cane da guardia, a Catania esiste il primo cane addestrato per portare fuori la spazzatura al posto del padrone. Passo sicuro, sguardo concentrato, missione compiuta. E noi oggi siamo qui in via Puracara a San Giorgio, dove l'inciviltà è senza guinzaglio, per cercare il cagnolino dal pelo lucido che porta fuori la spazzatura, ma nel posto sbagliato. Stai attenta perché qua stanno cercando un cane così di queste dimensioni. No, io aspetto mia compagna. Occhi puntati dunque sui cagnolini di piccola taglia, soprattutto se si aggirano attorno a sacchetti della spazzatura e in particolar modo vicino ad una discarica a cielo aperto. Il cagnolino non porta fuori la spazzatura. No. Eppure la notizia è vera, il cane esiste ed è anche diventato famoso. Il video diffuso dal comune di Catania ha fatto il giro del web scatenando ironia, critiche e persino dividendo il pubblico. Sarà un cagnolino randaggio che gioca con i sacchetti o un cane pilotato da un padrone sporcaccione? Nel video si vede chiaramente il cane che trotterella qui in questa strada con il sacchetto tra i denti e poi lo va a buttare là. E noi oggi abbiamo provato a ricostruirne il percorso. La zona è densa di palazzi e qui la spazzatura si accumula ogni giorno. Tutti i giorni viene pulita e tutti i giorni facciamo servizio. Purtroppo qua c'è legno, monnezza, spazzatura, un po' di tutto, va. E mentre qualcuno delega il proprio animale a sporcare per lui, la municipale assicura: ci apposteremo per stanare l'incivile col guinzaglio in mano o per trovare il cane, sperando che abbia il microchip. Lei lo vorrebbe un cane tutto fare? Basta che stiamo puliti, sì. Che primati che abbiamo, eh? Teatro a Catania, l'oro di San Berillo rivive nel racconto messo in scena al piccolo teatro della città. Di scena la vivacità dell'antico quartiere che oggi soffre per degrado e illegalità. Giusy Lazzara. C'è nostalgia e denuncia nello spettacolo L'oro di San Berillo, messo in scena al piccolo teatro della città a Catania. Un testo voluto e vissuto dallo scrittore Domenico Trischitta, che abitato nel quartiere ha fatto rivivere la vita tra i vicoli e le case prima dello sventramento degli anni 50, l'abbandono dei giorni nostri. Chi si cazzo non fanno lo quartiere? Mi aborregate non si ricordi, un po' più! No! Questo non lo dovete dire! Perché siete nati qua? A fare da guida narrante Don Saro, che a San Berillo c'è nato, cresciuto e amato. Non giudica, non condanna, non aggiunge particolari, ma semplicemente racconta come un testimone presente sulla scena. Qui la musica è tempo che scorre, scandisce, lenisce e purifica e fa esorcizzare le difficoltà del quotidiano. E non poteva mancare la liscia catanese. Signora, complimenti per il lietamento! Che è mascolino o femminile? Nel mascolo e femmine? Hai proprio la panza, scusa! Mi potete cacciare la salute! Brillante lo spettacolo per la regia di Gisella Calì, in scena gli attori Cosimo Coltraro e Carmela Buffa Calleo, affiancati da Axel Torrisi, Giorgia Morana, Alessandro Chiaromonte e Daniele Caruso. È il momento della nostra pausa, tra poco per il calcio, la vigilia di campionato per il Palermo che domani sfida il Sud Tirol e domenica al Massimino arriva il Giuliano. State con noi. Calcio, vigilia di campionato per il Palermo che domani al Barbera sfiderà il Sud Tirol rosanero alla ricerca dell'8ª vittoria consecutiva in casa
per mettere pressione alle prime della classe. Marco Gullà. Come in una partita di biliardo tra professionisti, raramente qualcuno sbaglia. Venezia, Frosinone, Monza e Palermo si stanno giocando la promozione diretta a suon di colpi da campioni. Vincono e convincono. E allora la speranza per il Palermo è quella di continuare a fare punti e mettere pressione a chi sta davanti. Domani al Barbera contro il Sud Tirol, a proposito di biliardo, il Palermo cercherà di mettere in buca l'otto nera, ovvero l'8ª vittoria consecutiva tra le mura amiche. Da record. Pippo Inzaghi ha qualche dubbio, soprattutto sulla tre quarti. Ledo Aron o Jonsen, dubbio amletico. Poi certo di una maglia c'è Palumbo, sempre più in sintonia con Poyampalo. In difesa si va verso la conferma del trio Magnani, Bani, Ceccaroni. A Segre e Ranocchia le chiavi del centrocampo. Sarà Crezzini della sezione di Siena ad arbitrare domani la gara. Il fischietto toscano ha diretto 4 partite del Palermo in carriera con un bilancio di una vittoria e 3 sconfitte per i siciliani. Il precedente più recente risale alla stagione 2023-2024, quando i rosanero persero 1-0 in casa della Carrarese. Il 4-0 al Trapani è già dimenticato. Il Catania però, grazie a quel successo, resta nella scia del Benevento. Domenica al Massimino arriva il Giuliano, che si è rilanciato nell'ultimo turno vincendo in casa proprio con il Trapani. Francesco Triolo. Con il ritorno alla vittoria grazie al 4-0 contro il Trapani, il Catania ha mandato un segnale forte alle dirette concorrenti, confermandosi nelle zone alte della classifica e rilanciando le ambizioni di promozione. Il messaggio, soprattutto al Benevento, è: il campionato non è ancora finito. Anche fuori dal campo è un momento storico per il club. La firma ufficiale sul rogeo notarile per l'acquisizione del centro sportivo di Torre del Grifo segna un passaggio strategico fondamentale per il futuro societario. La struttura torna così nella piena disponibilità del Catania, che punta a rafforzare prima squadra del settore giovanile all'interno del progetto di crescita del club. Intanto però si pensa al campo. Domenica al Massimino i rossazzurri affronteranno il Giuliano. La formazione campana è in piena lotta play-out, la vittoria col Trapani gli ha dato ossigeno e vuole avere adesso continuità di risultati, perché lì sotto le distanze sono davvero risicate. Anche il Catania vuole continuità, consapevole che ogni punto da qui alla fine può fare la differenza nella volata promozione, e i rossazzurri nelle ultime settimane lo sanno bene, di punti ne hanno persi già troppi. Toscano, dal recupero con il Trapani, si porta dietro anche un paio di certezze: l'affidabilità di Quaini in mezzo e Casasola sull'esterno, ma anche la prestazione di Ponzi, che nei 20 minuti giocati ha dimostrato di poter essere utile alla causa nel finale di campionato. Ancora una notizia: il sindaco di Siracusa, Italia, prende posizione sui problemi della società della squadra retusea. Dice: stiamo seguendo con grande attenzione la situazione del Siracusa Calcio, stiamo verificando con precisione, aggiunge, lo stato finanziario e amministrativo della società. Parallelamente stiamo intessendo interlocuzioni utili a comprendere quali possano essere gli scenari futuri. Così il sindaco di Siracusa, Italia. Noi ci fermiamo qui, grazie per l'attenzione, buon pomeriggio.